lo vedremo tra un attimo. E ora abbiamo il secondo servizio in scaletta. Le immagini ci portano al Montfort, l'antico magazzino del sale di napoleonica memoria a Portorose, che le gallerie costiere di Pirano hanno elevato a spazio espositivo. Un'ambientazione di forte suggestione che in questi giorni accoglie la personale del giovane pittore sloveno Boštjan Jurečić, una serie di opere su tela di grandi dimensioni raccolte sotto il titolo di Naslednje narave, nature prossime. L'abbiamo incontrato per voi. Rimandi tra passato e presente, tra l'antica arte dell'affresco e le suggestioni della pittura contemporanea, tra scatti fotografici, strappi di materiali a collage e striature di colore, alla ricerca di quel pizzico di imprevedibile casualità del risultato che è la sfida di ogni artista. Si può riassumere così la pittura su grande formato di Boštjan Jurečić. I suoi dittici, raccolti sotto il titolo di Naslednje narave, nature prossime, hanno in sé la figuralità dello scatto fotografico e l'immediatezza delle esecuzioni che in un certo senso ci rimanda all'impressionismo. Stvari, ki so videti na slikah, v glavnem jemljem iz fotografij. I soggetti delle mie tele sono spesso ispirati da scatti fotografici che vedo un po' dappertutto, sui quotidiani quali il Delo, oppure Playboy, non fa differenza. Non so spiegare perché una foto mi attrae, penso che l'avrei fatta diversamente, forse meglio, e da lì il desiderio di rielaborare quella suggestione, di procedere in una pittura che si compone gradatamente, strato dopo strato, facendo attenzione ad evitare gli estremi quali il kitsch o la banalità, sempre in agguato, oppure il troppo perfetto. Credo che tutta l'arte viaggi sull'esile confine dei due estremi, per cui posso dire che è l'opera stessa a portarmi in un altro altrove. Classe 1969, dopo studi universitari in economia, Jurečić volta pagina iscrivendosi all'Accademia di Belle Arti di Lubiana, dove si diploma nel 1996 nella classe di Gustav Gnamuš. Per quasi un decennio l'arte è componente principale del suo lavoro di redattore dei programmi culturali di TV Slovenia. Il desiderio di riprendere tavolozza e pennello scatta con la visita alla mostra di Jean-Michel Basquiat al Museo Revoltella di Trieste. Razstava Basquiat je bila to v Trstu, ja. In Basquiat se mi je v tistem trenutku zazdel po eni strani... Sì, è stata la mostra di Basquiat a riaccendere in me la voglia di dipingere. Allora il suo linguaggio mi sembrò per certi versi semplice e lineare, facile da interpretare, e forse poteva essere quel modo veloce e sintetico con cui desideravo esprimermi. E così è stato, almeno per un periodo, i miei lavori sentirono di quell'influsso. In seguito me ne sono liberato quando un giorno, per caso, ho messo un mio lavoro sotto il rubinetto dell'acqua e il colore che scorreva via ha lasciato delle tracce, dei segni sulle figure. Questo è diventato il mio linguaggio, un mix di tecniche esecutive che partendo dalla foto passa per lo strappo, la curatura, la velatura fino al risultato che vedete. Nelle opere di Jurečić i personaggi sono immersi in un'atmosfera sospesa e misteriosa, fatta di silenzi e parole appena dette. Non comunicano con noi né cercano il coinvolgimento. In alcuni casi, tra noi e loro, c'è un fogliame rigoglioso, una presenza vegetale che sembra proteggere e celare i protagonisti della scena narrata. Un espediente ottenuto grazie allo strappo di carte applicate sotto agli strati di colore. Una ricerca personale condotta con la consapevolezza che è il tempo che passa a dare il giusto valore alle cose e alle azioni di ciascuno di noi. La personale di Boštjan Jurečić al Montfort di Portorose rimarrà in visione fino al prossimo 8 novembre.